Professor Sgarbi, questo luogo lo conosce tutto il mondo, l'Osteria Senz'Oste. Qui vengono i principali influencer, ma come vede la natura è un influencer da solo. Sì, sono contento che tutto il mondo venga qua. Vedi, ci sono anche dei galli che lo dicono. Sono anche delle capre qua dentro, eh? Apre ogni cosa. Sì. Mi pare una bella invenzione, intelligente, libertaria, davanti a un paesaggio meraviglioso. E mi sembra che l'attrazione di un luogo in cui non c'è qualcuno a cui chiedere, ma c'è soltanto la propria volontà che si mette in campo, sia una bella invenzione, una bella idea che richiede una persona intelligente, che è il senz'oste, il cosiddetto senz'oste. Questa intuizione è stata avversata tante volte per invidia da parte del territorio, invece forse sono queste le scelte che possono far cambiare la situazione del nostro paese. Se una cosa non è avversata vuol dire che è poco importante. Occorre sempre qualche coglione che invidi, che protesti, che dimostri la sua inefficienza e la sua incapacità nel protestare contro quello che fanno gli altri. È tipico. Oggi è stata una giornata incredibile, per lei ha visitato chiese, ha visitato ville, è stato a Fara di Soligo. Che cosa dice a tutto il territorio UNESCO? Direi bet. Direi che è un territorio vasto. Normalmente l'UNESCO, che siamo stati abituati a conoscere, si limitava a monumenti isolati o a una città. Qui invece c'è l'idea di indicare un popolo, una civiltà, una tradizione, una quantità di paesi e quindi di diffondere un marchio di cui si può essere orgogliosi, perché ti fa capire di essere al centro del mondo anche se pensavi di essere in un luogo marginale, quindi sei al centro del cuore del mondo, dove qui infatti c'è anche, infatti sono galli dappertutto.